Eccoci qui, buongiorno, buon lunedì a tutti quanti e come sempre vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06054. E allora in questo lunedì di che cosa parliamo? Di banche e ci chiediamo con il crack delle banche venete a che punto siamo e soprattutto chi sarà risarcito, chi realmente potrà ottenere almeno questo ristoro, si parla del 30%, poi staremo a vedere. Abbiamo pochi ospiti in studio per il momento uno perché c'è un incidente che sta bloccando la viabilità tra Padova Ovest e Padova Est e quindi contiamo che presto arrivino tutti i nostri ospiti. Intanto ho il piacere di avere in studio con noi Patrizio Miatiello, presidente dell'Associazione Zelino Terzo Giustizia Risparmiatori. Benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. E vedo che sta arrivando, poi intanto ve la saluto, Silvia Covolo, deputato della Lega, poi appena si siede, perché insomma siamo in diretta, ve la presento. Allora, una situazione non facile, allora 049 4906 054, se volete intervenire siamo a disposizione. Allora, arriva trafelata, poveretta, ma c'è Silvia Covolo, benvenuta anche lei, deputata. Grazie per l'invito. E allora, in una situazione piuttosto complicata, mi piace ricordare che a livello globale ci sono 300.000 risparmiatori truffati. Vi ricordo anche che il crack della Parmalat bruciò 14 miliardi nel mondo. Qui parliamo di un crollo finanziario da 11 miliardi che insiste nel Veneto. Cioè, pensate alle generazioni future che insomma si sono ritrovate con un cerino in mano. Ma arrivano buone notizie. Buone notizie, vado subito da Miatello. Quali sono le buone notizie per chi sta a casa? Sono buone notizie? Sono notizie parziali? Si può fare di più, diceva una canzone, si può dare di più? No, beh, diciamo che quello che è stato fatto fino a oggi, parliamo comunque di impegni sia parlamentari che di comunicati, quindi io confido che tutto quello che è stato detto e gli impegni presi dal nuovo governo, anzi sono fiducioso che li porteranno a termine. Quello che siamo arrivati, questo fondo andrà diciamo, a restituire inizialmente parte di quanto è stato, fra virgolette, rubato, io dico quello che è, comunque espropriato, diciamo in una percentuale che è il 30%. Allora, la cosa importante di questo fondo, che tutti devono sapere, è a costo zero per diciamo, la collettività. Perché fondi dormienti? Perché ci sono questi conti dormienti che naturalmente hanno sempre dormito. Diciamo che la bravura di questo governo e il coraggio, perché comunque dei soldi che sono presso le banche, sono sempre presso le banche, e quindi è anche difficile andarli a toccare, no? Questo governo è riuscito, almeno ha avuto la forza di dire quello che c'è in cassa su sto conto 3382 lo passiamo a questo fondo. Che tra l'altro ricordiamo non è un fondo che poi si va a depauperare perché viene ogni anno rimpascito con 100 milioni di euro dai conti, quindi insomma si autoalimenta. Ricordiamo, attenzione, che non viene portato via in questo momento nulla nessuno perché sono rapporti bancari non mobilitati da almeno 10 anni. Più 10. Più 10, quindi insomma c'è una garanzia di sotto. Io devo prendere una telefonata. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Non accetto proteste. Pronto? Sei incatenata d'oro. Pronto? Chi parla? Bettio Mattia da Pontelongo. Ah, buongiorno. Dica tutto. Buongiorno. Volevo salutare da parte di Bettio Renzo, mio padre, il signore con gli occhiali lì, che qualche volta l'ho visto qui nel Piovese a Pontelongo. E volevo parlare della situazione del debito italiano che riguarda anche le banche, in quanto l'Italia vende il debito e si impegna con la borsa, con i vari rendimenti, a garantire una certa somma annuale che per adesso è attorno al 3%. Quindi non è un'economia sana vendere un debito.
Anche perché più grande è il debito, e abbiamo uno dei più grandi in Europa, più rende il debito, quindi è una... Quindi lei dice il debito sul diciamo, debito non sta producendo è una un'economia malattia sana che si e mangia lei da probabilmente sola, punta non al DEF che è alimentato per il 60% sul debito. Senta, io insomma proteste già subito di lunedì, abbiamo capito. Allora Silvia Covolo, benvenuta, dice Patrizio Biatello, presidente dell'associazione, ricordiamo, Zellino Terzo, Giustizia Risparmiatori. Vi fa un plauso perché comunque avete avuto l'ardire di andare ad utilizzare questi soldi che se ne stavano lì beati da quando è stato inventato il fondo, quindi una decina d'anni, mettiamola così, per andare in qualche modo incontro alle famiglie. Allora si parla di questo 30%, Salvini ha dichiarato sia un inizio, una partenza, si punta, ma anche l'ha detto Bitonci, sottosegretario all'economia, ha detto è una partenza, vogliamo aiutare tutti quanti e soprattutto arrivare a un risarcimento totale. Ci sono però dei meccanismi molto complessi perché in fondo se è palese che le banche abbiano fatto questo pasticcio, guarda mia terra di cimbroglio, questo pasticcio, tutti possono partecipare o devono proprio presentare una pagella e dimostrare che hanno comprato, perché è logico, hanno comprato lì, perché si sentono tutti un po', alcuni sì, alcuni no. Io innanzitutto preciso che conosco bene Patrizia Biatello perché ci siamo incontrati più volte anche con il sottosegretario Bitonci che ha lasciato molto spazio al dialogo con tutte le associazioni dei truffati, con tutte le associazioni dei consumatori e ci siamo incontrati allorquando si discuteva ancora di individuare dei criteri per rendere attuativo il cosiddetto fondo Baretta, quindi lo stanziamento di risorse che era stato effettuato dal precedente esecutivo. Noi ci siamo proposti di superare questo fondo e di implementarlo, abbiamo previsto un incremento di 1,5 miliardi di euro che appunto va ad attingere a questi conti dormienti presso le banche e abbiamo previsto delle linee guida che dovranno guidarci, dovranno appunto guidare questo risarcimento da parte dei truffati. E che cosa prevediamo di fare? Prevediamo l'inversione dell'onere della prova innanzitutto, prevediamo che i consumatori possano esibire i documenti e che quindi poi spetti alle banche di provare che non avevano titolo per esigere queste somme, quindi un superamento rispetto a quanto era previsto in precedenza quando si chiedeva di avere una pronuncia giudiziale oppure da parte di un arbitrato, dell'arbitrato finanziario. Noi prevediamo di allargare la platea e di dare una preferenza, una precedenza ai pensionati e a coloro che abbiano un reddito inferiore a 35.000 euro. E gli stanziamenti iniziali prevedono che vengano soddisfatti per il 30% fino a 100.000 euro, compresi interessi, in base all'ordine cronologico coloro che presenteranno per primi la domanda ed è chiaro che questo fondo andrà ad essere incrementato di anno in anno con ulteriori risorse. Perché poi abbiamo sentito che questi fondi provenienti da questo conto dormiente, questo mega contone, perché sono tanti conti, speriamo che sia un pozzo senza fine, no? Una di quelle vene aurifere, alle quali speri che non si esaurisca mai. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere solo, io ho fatto la transazione La con la banca, con la Intesa San Paolo, sì, perché avevo azioni della Veneto Banca. Adesso io posso avere qualcos'altro o... Sì, allora, ha bisogno di qualche informazione in più o le basta così della nostra telespettatrice? Dal momento che abbiamo soltanto queste indicazioni generali, queste linee guida, ho visto proprio questa mattina quello che mi ha trasmesso la mia commissione, la Commissione Finanze, si prevede di devolvere la differenza tra quello che è stato percepito in sede di transazione e il quantum che manca al risarcimento effettivo. Intesa San Paolo rimane, viene scorporato da un eventuale da risarcimento ulteriore, esatto. Possono concorrere per la differenza rispetto a quanto percepito in sede transattiva. Queste sono tanto buone notizie di lunedì che insomma buttiamole via. 049 49 06054, noi torniamo dopo la pubblicità senza Covolo, poi quando torniamo mi dice se l'Europa potrebbe poi metterci il becco dicendo che sono aiuti di Stato. Torniamo dopo.
Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 490 6054. Oggi stiamo parlando delle banche venete, di questo crack che davvero, come abbiamo detto, ha bruciato avrebbe bruciato 3 generazioni, specialmente qui nella nostra regione, ma non solo. E ci stiamo chiedendo quali siano i parametri per ottenere un risarcimento, quali le modalità, perché spesso diventano un po' complicate, no? C'è sempre il burocratese. Allora, abbiamo detto prima della pubblicità che come una spada di Damocle in testa c'è la possibile accusa di aiuti di Stato da parte dell'Unione Europea, perché potrebbe anche esserci, no? E dopo il bail-in, e dopo questo, è molto difficile lavorare su una tematica come questa. Io vorrei cogliere l'occasione per affrontare anche un'altra tematica, che è quella del debito pubblico, perché in questi giorni si parla molto di manovra finanziaria, di DEF, eccetera. Come ha detto il primo signore. La settimana scorsa, giovedì 11 ottobre, abbiamo approvato il documento di programmazione economica e finanziaria, che è appunto un documento di previsione di quello che intendiamo fare e che verrà concretizzato con la legge finanziaria di fine anno. Debito non è una parolaccia, perché anche le aziende si finanziano con il debito. E se non si fa debito, lo Stato deve applicare ulteriori tasse, cioè a queste 2 leve lo Stato, o il debito pubblico o la tassazione. Abbiamo ereditato una situazione che è già molto pesante sotto il profilo del rapporto debito-PIL, perché siamo al 132%. È una situazione che, ripeto, abbiamo trovato dagli altri. E non ne faccio una questione di colpa, perché d'altronde se vuoi sostenere la spesa pubblica o aumenti le tasse oppure fai debito. Abbiamo in previsione, in controtendenza rispetto a quelle che erano le stime iniziali, di portare il rapporto deficit-PIL al 2,4%. Che cos'è il deficit? È la differenza tra entrate e uscite dello Stato. E lo prevediamo per quest'anno, perché abbiamo in previsione di fare... Anche se a Trier è venuto un po' un attacco cardiaco. Io l'ho sentito in commissione la settimana scorsa ed era molto convinto della sostenibilità appunto di questa manovra. Macron ha messo al 2,8, insomma... Non la vedo come una cosa così scandalosa, anche perché abbiamo in previsione delle misure che dovrebbero stimolare la crescita, quindi dovrebbero stimolare l'aumento del PIL, e se aumenta il PIL diminuisce di conseguenza questo rapporto che attualmente è previsto al 2,4%. Per quel che riguarda nello specifico le banche... Me lo dice dopo la telefonata, rimaniamo con questa suspense, col mestolo pronto per mescolare, che ne so, la pasta. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Mi chiamo Cecilia Costagli da Pisa e sono un'obbligazionista subordinata. Volevo fare una domanda. Se per noi sono, diciamo, io sono un'obbligazionista subordinata che è stata esclusa da ogni tipo di ristoro dal governo precedente. Purtroppo devo dirvi che siamo in molti, perché sul totale delle obbligazioni retail di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca solo 50 milioni saranno ristorati e rimarranno fuori circa altri 200 milioni di obbligazioni. Io volevo sapere se diciamo, i provvedimenti del nuovo governo in qualche modo includono anche noi oppure se di nuovo siamo fuori. Io avevo letto il programma della Lega e nel programma della Lega era scritto che anche noi che eravamo esclusi dal precedente governo saremmo stati ristorati. Volevo sapere se nei nuovi provvedimenti c'è qualcosa per noi. Che tra l'altro voi sareste quelli che insomma, avrebbero tecnicamente un po' più diritto forse degli azionisti, perché avevate un contratto privato, avevate prestato questi soldi, giusto? Esatto. Allora io le faccio dare una risposta dall'onorevole Covolo e intanto grazie per la telefonata, grazie all'onorevole. Questa anche è una situazione importante, sono circa 3.000 persone e avevano un po' più di diritto, perché a un certo punto, mi sembra intorno al 21 giugno del 2016-2017, boom, tutto salta, cioè dovevano essere, era un rapporto tra privati, si è intervenuto lo Stato con questo Consiglio dei Ministri fatto nella notte.
Attualmente non abbiamo previsto distinzioni tra gli azionisti, cioè coloro che conferiscono capitale di rischio, e gli obbligazionisti, che sono coloro che fanno dei prestiti agli istituti come se io venisse... e che hanno diritto chiaramente di vedersi ristorati anche loro. Non abbiamo però alcun tipo di distinzione. Vorrei anche cogliere l'occasione per dire che da un lato c'è stata la responsabilità dello Stato per l'omessa vigilanza da parte della Banca d'Italia e da parte della Consob, ma dall'altro c'è anche la responsabilità personale degli amministratori e dei revisori contabili, cioè di coloro che operavano all'interno della governance di questi istituti. Ma quindi loro che... Quella chiaramente la loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria, per cui ci attendiamo che vengano sanzionati anche loro, che debbano anche loro concorrere al risarcimento di queste persone. Anche perché onestamente poi in un paese in cui si vuole muovere l'economia, se io non mi fido più e non faccio nessun tipo di investimento, poi anche le banche, quelle serie, possono andare a gamba all'aria, perché se io sono un obbligazionista, ti presto dei soldi, poi tu mi prometti che me li ridai a una certa data, mi si intromette con un calcio al di fuori di ogni contesto un terzo soggetto, lo Stato, anche qui insomma, una battaglia legale non indifferente, una battaglia... No, sì, ripeto, quindi per questi obbligazionisti subordinati, quindi sì, ci sarà per loro? Il nostro intento è quello di non discriminare nessuno, anche perché, ripeto, così come la banca quando concede dei prestiti esige di rientrare e viceversa, esige la restituzione di quanto ha mutuato, al tempo stesso coloro che hanno prestato, che hanno conferito queste risorse hanno il diritto di vedersi risarciti. Sono 300 milioni di euro che ci starebbero nel 1,5 miliardi anche questo. E va fatto di tutto per recuperare le risorse. Prendiamo una telefonata, portate pazienza, è una trasmissione questa anche di servizio in cui vogliamo fare informazione fatta bene, vogliamo dare delle risposte alle persone che sono a casa, sono tantissime, anche la signora ci ha chiamato poi da Pisa. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego. Buongiorno. Io chiamo da Verona, anch'io come la precedente ascoltatrice sono un obbligazionista subordinato e da quanto mi pare di capire al momento noi siamo fuori. Tutti coloro che hanno queste obbligazioni subordinate che avrebbero un diritto di priorità tra virgolette rispetto agli azionisti siamo considerati fuori, perché verranno rimborsati solo chi ha acquistato presso Veneto Banca o Banca Popolare di Vicenza. Chi come me e tanti altri hanno acquistato sul mercato secondario, purtroppo siamo tagliati fuori perché siamo considerati degli speculatori. Vorrei far notare che io ho acquistato l'obbligazione della Banca Popolare di Vicenza che scadeva nel 2025 a 104, quindi ben lontano dall'essere speculatore. Io avevo investito in una banca in cui credevo e in cui il sistema bancario italiano aveva promesso che avrebbe risanato la banca, ma al momento purtroppo siamo fuori. Spero che il governo riveda questa sua politica, perché molti che non sanno, la maggior parte degli esperti o pseudo esperti non sanno nemmeno che gli obbligazionisti subordinati sono fuori. Ecco, la mia... Allora, gentile telespettore da Verona, perché poi è un problema che sta anche questo emergendo. Chi si sente di dare una risposta? Perché lui le chiama in causa... No, vorrei chiarire. Perché? Allora, la normativa, diciamo, c'è una legge vigente che adesso diciamo, il governo attuale ha migliorato e è andato a implementare. Allora, quella normativa parla di azionisti e obbligazionisti, ecco, delle banche, quindi 4 banche che sono state messe in risoluzione nel novembre 2015 e delle 2 banche messe in liquidazione entro la legge quando è stata votata il 27/12/2017. Erano state messe in liquidazione a giugno, infatti, del 2017. Esatto, quindi questo. Dopodiché c'era effettivamente il problema che queste persone che avevano acquistato nel terziario erano escluse, però dall'ultimo incontro che è stato fatto al MEF con il sottosegretario Bitonci e Villarosa hanno detto che questo è stato superato, quindi stanno lavorando. Quindi obbligazionisti retail, è giusto che vengano risarciti come gli altri, sì, perché se io acquisto una borsetta oggi in un negozio di una certa marca e non l'acquisto in un negozio di Milano in via della Spiga, ma ne risponde sempre, è sempre lo stesso prodotto, appunto, è sempre la stessa borsetta. Il principio è, oltre a quello che è stato sollevato prima, il decreto 99 ha creato una disequità
andando in deroga su dei diritti del codice civile dei risparmiatori che sono stati trasformati in azionisti. Quindi questo riguarda tutti. Ecco, è ovvio che... Lui l'ha comprata a 104, non è che l'ha comprata... È ovvio che... ha comprato Google a 500. Quello che stiamo parlando, parliamo di un qualcosa che era stato cancellato, azzerato. Quindi quello che stanno facendo e lavorando, noi come associazione abbiamo chiesto fate il massimo, ci sono i soldi dei conti dormienti, quello che date tenetelo come acconto e infatti diciamo, l'emendamento che è stato fatto per aggiungere l'arbitrato, quindi hanno aggiunto delle cose, non cancellato, va proprio a migliorare e diciamo, porta che chi adesso prende il 30% avrà comunque diritto al rimanente, perché si parla di una truffa colossale di massa per tutti, azionisti, obbligazionisti, sì, ed è stata confermata dalla Commissione d'inchiesta parlamentare. Poi ci sono le procure che dimostrano questa catastrofe economica, quindi speriamo che qualcuno vada dentro, il governo ha attuato, ha ideato il concetto di dire siccome è dimostrato che questa è una... Tu non devi dimostrare niente. Ecco, questa è una cosa importante, perché poi va a finire che se io ho comprato, voglio dire, un biglietto in quel posto e mi dicono no, ma perché? Cioè, io l'ho comprato lì, o lì, o dallo sportello, o da un'altra banca perché era collegata. Io prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Claudio Fagan. Patrizio Miatello penso si ricordi perfettamente di me e di mia sorella. E posso dire che lo apprezzo moltissimo perché fra tutti è forse quello che ha fatto di più. Lui è stato per noi altri, non in modo particolare come associazione eccetera, però sicuramente si è dato molto da fare e secondo me l'ottenimento di quel famoso 1,5 miliardi dobbiamo riconoscere che è merito suo. Volevo solo dire una cosa. Apprezzo quello che ha detto 2 minuti fa dicendo che il 30% potrebbe essere, io dico potrebbe, dovrebbe essere un acconto. Con questo chiedo a Patrizio, tu sai cosa abbiamo perso noi altri in famiglia e quindi se per bene che dovesse andare 100.000 euro non ci fa né caldo né freddo, non perché li abbiamo, perché è una cifra assolutamente assurda rispetto al qualche milione che abbiamo perso. Ricordiamoci, Patrizio, glielo puoi anche dire, che questo è un risparmio totale, non siamo imprenditori, non siamo i Benetton, non siamo gli Zoppas, non siamo... se foste stati un po' più alti, tipo, non so, Bruno Vespa, altri soggetti magari vi avrebbero un po' avvisato prima. Mi dispiace fare la stoccata, ma c'è stato anche questo problema, no? Senta, io le devo chiedere, mi dispiace, ma io devo andare davvero in pubblicità, però faccio rispondere poi al nostro Patrizio Miatello. La ringrazio davvero molto, dopo la pubblicità 049 49 06 054 Miatello le dà la risposta. Grazie per aver chiamato intanto. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054, se volete intervenire siamo qui a disposizione. Allora, ha chiamato prima questo signore e mi è piaciuto quello che ha detto. Allora, adesso non mi interessa sapere la cifra né nulla, però ha detto attenzione, non siamo speculatori, non siamo quelle persone che hanno fatto le cose per interesse, erano i nostri risparmi di una vita guadagnati onestamente. Questo vale per tutti, perché poi sono risparmi, non si tratta di traffico illecito di denaro, non sono provenienti da chissà dove, era lavoro, generazioni, famiglia, perché poi l'italiano non mette da parte, vuole la casa di proprietà e da bravo. Difatti le situazioni, allora questo fondo che partirà con questi due, diciamo, acconti li chiamo io, però penso che anche da parte del governo ci sia tutta l'intenzione di confermarli come acconti. Il tetto dei 100.000 euro
come il signor Fagian, anche tantissime altre persone avevano accantonato i loro risparmi tutto in queste banche. Quindi purtroppo ci sono situazioni che hanno i 300.000, i 500.000, il milione, ma parliamo di famiglie che hanno lavorato una vita e hanno messo via i soldi. Difatti questa richiesta è stata fatta al governo, sia al sottosegretario Bitonci che a Villarosa, ed è stato risposto che nelle corsie preferenziali saranno considerate queste persone, perché giustamente ci può essere la persona che i 40.000 euro magari ne ha messi via altri, e la persona che non ha più niente, che magari si è ancora indebitata, perché la gravità della situazione non è solo il capitale che è stato cancellato, tante persone sono state fatte indebitare sul risparmio che avevano, quindi gli 11 miliardi vanno oltre i 18-19, pertanto queste situazioni noi le abbiamo sottolineate al governo. Naturalmente però dobbiamo anche renderci conto che il governo sta facendo un qualcosa di straordinario, cioè mette tutto quello che c'è e deve accontentare tutti. Allora cerchiamo che tutti poi parliamo con la Covolo delle modalità attraverso le quali accedere, perché diventa molto importante. Io devo prendere la telefonata, voglio anche ricordare che ci sono persone che venivano costrette a firmare queste azioni perché dovevano fare un prestito cosiddetto baciato, che era un bacio di Giuda, il bacio della morte, quindi sono persone proprio imbrogliate in tutto e su tutto. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Franco da Udine. Buongiorno Franco. A tutti, specialmente a lei, signora Daniela, che vedo il maritino che le vuole bene e l'ha incatenata bene. Sono incatenata a questo mestiere che mi piace tanto e faccio anche, mi incateno con gli azionisti, gli obbligazionisti, perché è una tragedia. Ci dica tutto. Benissimo. Allora, fallita ai tempi la Credi Euronord, noi ci siamo rivolti alle alte sfere della Lega Nord e ci hanno restituiti tutti i soldi più gli interessi. Allora, quando io sento delle banche venete, mi scappano le madonne. Le madonne qui da noi sono le suocere, non pensiamo male. Allora non pensiamo male. E quindi se dico che mi scappano le madonne, perché? Perché il furto è un reato, quindi cominciate a mettere a posto i giudici che mettano dentro ad esempio Zonin e tutti i dirigenti. Vedrete che i soldi usciranno subito nel giro di poco tempo, invece tergiversate talmente tanto e con tante parole, con tanti seminari di parole stesse, eccetera. E non si fa così, in galera vanno. Lei comunque ha detto che gli hanno ridato indietro, signor Franco, le hanno ridato indietro tutti i soldi pur gli interessi. Sì. Che banca era, scusi, perché me la sono persa? L'aereo è la Credi Euronord. La Credi Euronord. Allora, signor, dica. Un'altra cosa volevo dire. I crediti dormienti devono servire, no, ai poveri. Non andare a ripiegare chi ha fatto il furto, quei bravi ragazzi che hanno fatto il furto alle spese nostre, ma ai poveri, e loro li mettiamo in galera e vedete che escono fuori senza speriamo Franco, chissà che non abbiano fatto sparire le cose in qualche paradiso. Signor Franco, io la ringrazio molto. Allora, ha capito Covolo, com'è che è in Friuli, perché è una regione a statuto speciale, ce l'avete fatta prima? Non conosco la situazione specifica. Però allora, per venire incontro a chi è a casa, cosa succede nella pratica? Ci sono varie associazioni, le abbiamo viste in questi anni, più o meno serie, più o meno credibili, poi il pubblico giudica, le persone giudicano. Ricordiamo che non stiamo parlando di speculatori, stiamo parlando di risparmi di una vita di molte persone, azionisti e obbligazionisti. Come funziona nella pratica? Come funziona la mia richiesta di
ottenere un primo ristoro. Abbiamo previsto appunto che sia sufficiente l'esibizione documentale che dimostri appunto che sono stati contratti, che sono stati effettuati questi finanziamenti e questi prestiti. Conta l'anno, conta tutto? L'ordine sarà cronologico, quindi andremo in base a queste indicazioni, a queste linee guida che abbiamo, si seguirà un ordine cronologico e al tempo stesso un ordine una priorità che verrà data ai pensionati e a coloro che hanno un reddito che è previsto indicativamente nella misura di 35.000 euro. Quindi cercheremo di favorire meno ambienti, perché come ha detto giustamente prima Patrizio, in Italia c'è tantissimo risparmio. Queste erano persone che in assoluta buona fede si sono fidate di quello che... Perché col prestito baciato sono state costrette, perché se ero la persona che voleva costruirsi un fienile nuovo, andavo in banca e mi dicevano tu mi devi... Avevano un rapporto fiduciario con la propria banca, io stessa ho avuto il conto corrente presso la Banca Popolare di Vicenza e il direttore mi ha proposto più volte di acquistare azioni fino a che ho cambiato conto corrente e sono andata da un'altra banca perché non sopportavo più di sentirmi vessata o di soggiacere appunto a queste richieste. Quest'ansia di piazzare queste... C'è stato il problema della Banca Popolare di Vicenza dipende proprio dalla valutazione delle azioni ed è esploso nel momento della trasformazione da Banca Popolare ad SPA. Ed è stata lì l'omissione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia dov'è? Dov'era chi doveva vigilare? Non è che c'è solo Zonin che deve finire in gattabuia, ma ci sono un po' di matriosche che dovrebbero... Poi permettetemi rispetto a quello che ha detto il telespettatore di Udine, c'è la separazione dei poteri, il potere giudiziario è separato chiaramente dalla politica, ma noi abbiamo piena fiducia nell'operato della magistratura. E sappiamo, ad esempio, il Tribunale di Vicenza ha cercato addirittura di accelerare i processi, ha allestito dei maxi schermi per favorire la partecipazione dei truffati e delle persone coinvolte da questo crack. E c'è un ulteriore aspetto che vorrei sottolineare. Il Tribunale di Vicenza ha anche dato mandato per fare una perizia per valutare se c'erano i presupposti per la declaratoria di fallimento della banca alla data della liquidazione coatta amministrativa, perché chiaramente per l'accertamento dei reati fallimentari è imprescindibile questa declaratoria di fallimento. Come è stato per Veneto Banca dobbiamo appunto valutare se c'erano i presupposti per dichiarare insolvente. Che ci fossero. Io devo prendere la telefonata. È vero che c'è una data che è il 30 novembre? Ci sono uscite varie date in cui presentare queste domande, il 30 novembre, 30 aprile, il fondo dovrebbe diventare operativo dall'aprile del 2019. Il 30 aprile, c'erano varie date. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Fabio Viviani da Torino. Purtroppo sono anch'io un possessore di obbligazioni subordinate delle banche venete, purtroppo risolte. Anzi, sono rimasto anche stupito che obiettivamente altre persone come me hanno appunto telefonato sempre per lo stesso problema. Alla fin fine, guardando, anch'io sono rimasto un pochino interdetto nel vedere che per adesso si è sempre parlato comunque di rimborsi per gli azionisti, che è ovviamente una cosa estremamente giusta, però volevo sottolineare comunque, appunto, come dicevate precedentemente, che c'è comunque una gerarchia sul principio comunque creditorio, nel senso che effettivamente poi andando comunque a guardare l'obbligazionista subordinato dovrebbe essere risarcito prima dell'azionista. Oltretutto avete anche comunque definito, diciamo, il termine proprio dello speculatore, diciamo, perché in effetti noi in passato siamo stati additati dal precedente governo proprio come speculatori. In realtà poi per riuscire ad avere, diciamo, un congruo risarcimento si potrebbe semplicemente andare a ristorare quelli che sono effettivamente i clienti retail che hanno acquistato per cui tramite codice fiscale, per cui non istituzionali, nessun fondo assicurativo, e oltretutto di ristorare la cifra solo di quella che è stata investita, perché io posso comprendere che c'è quello che speculando ha comprato anche a 50 per dire, però ovviamente queste persone qua, se vengono poi ristorate a 50, di fatto non hanno potuto speculare. Io personalmente sono una persona che ha pagato, come il precedente ascoltatore, 102 le mie obbligazioni, per cui speculatore non mi sono assolutamente sentito. Io purtroppo ho comprato anch'io dal mercato secondario, cioè appunto non in ripresa diretta. Lei che cosa si aspetta dal governo, signor Fabio, che ci chiama da Torino? Cosa si aspetta? Mi aspetto che rispetti, diciamo, quello che è il programma elettorale che aveva fornito effettivamente,
ovvero aveva parlato di una promessa di un ristoro al 100% diciamo, delle cifre investite da chi aveva comprato obbligazioni subordinate. Allora, le faccio dare una rapidissima risposta dalla Covolo perché io devo andare in pubblicità. Allora, intanto io la ringrazio per averci chiamato. Allora, la cosa che emerge, azionisti e obbligazionisti, non si tratta di speculatori, non sono quelli che vediamo nei film che stanno lì a vedere, no, come dei condor il cadavere dell'altro. Sono persone normali, semplici, che hanno dei soldi, non le vogliono buttare via, pensano che quella banca, quella persona sia seria, ha delle credenziali, la Consob, la Banca d'Italia. Sì. A questi obbligazionisti cosa gli si dice? Vi hanno creduto, vi hanno votato, diciamocela così. Covolo. Come ho specificato prima, si trattava per lo più di persone che avevano un rapporto diretto e fiduciario con le proprie banche, non erano assolutamente persone che investivano nei mercati finanziari o che avessero una grandissima esperienza in questo senso. Il programma elettorale noi ci stiamo impegnando a portarlo a termine e ad attuarlo, e a me fanno anche sorridere le persone che si lamentano, che dicono sta aumentando lo spread, state operando in deficit, eccetera, perché chiaramente se vogliamo attuare le misure che ci siamo prefissati dobbiamo in qualche modo reperire le risorse e anche rischiare in un certo senso. Abbiamo promesso la flat tax e la stiamo avviando in via sperimentale. Ci siamo proposti di rivedere la legge Fornero ed è chiaro che se le risorse non sono sufficienti per quest'anno dobbiamo un pochino sforare i parametri. Lo spread poi dipende molto dall'aspettativa che hanno gli investitori e che hanno anche all'estero, e molto dipende da quello, anche dalle dichiarazioni che stanno rilasciando in Europa in questo momento. Vabbè, ma dell'Europa la sappiamo, dell'Europa possiamo avere molti pensieri. Allora, la cosa importante è che l'impegno del governo è anche con gli obbligazionisti subordinati. Io torno dopo la pubblicità, 049 49 06 054, poi sentiamo Miatello dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054, ci vorrebbero 5 ore di trasmissione per poter ascoltare tutti, dare una risposta. Gentilmente i colleghi della regia mi hanno detto che c'è già una telefonata e noi la prendiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. E io sono una truffata della Veneto Banca con le azioni. Vorrei sapere a chi devo rivolgermi. Cioè lei non ha mai fatto nulla, non è iscritta a nessuna associazione? No, io ho solo avuto una transazione e non so adesso. Una transazione. Allora, signora, lei ha avuto una transazione con Intesa San Paolo, si presume, con Veneto Banca, ecco. Allora, signora, le faccio dare una risposta, cade a fagiolo con Miatello. Ascolti bene, che poi si rivolga a questa associazione o ad un'altra, però questo è l'iter, questa è la procedura per riavere indietro i suoi soldi che le spettano di diritto. Prego, Miatello. Allora, lei, come tutte le persone che hanno transato con l'OPT dell'anno scorso delle due banche, quindi mediamente un 15%, sono stati inseriti, caso eccezionale, perché chi fa una transazione tombale non esiste, esatto. Ecco, ha la possibilità di accedere a questa primo diciamo, acconto del 30%. Allora, tutte le persone come lei stanno attuando questo con collegato alla legge di bilancio il fondo, che verrà, diciamo, si presume attuato entro il 31 di gennaio. Noi come associazione, ma anche le altre associazioni, abbiamo fatto una procedura di preadesione al fondo, perché noi facciamo fare tutta una serie di attività come lettera, la Consob di responsabilità, e comunque noi andiamo a caccia dei responsabili, perché diceva bene il signore precedente, bisogna che queste persone che hanno creato questo disastro devono essere in quanto meno diciamo vorremmo fare tipo una Norimberga, ed è quello che allora, abbiamo la legge è uguale per tutti, chi ha sbagliato paga. Quindi, ma se ne va in carcere. Al di là che abbiamo trovato la soluzione dei conti dormienti, che non sono di risparmiatori perché sono prescritti,
ed è un problema che questo governo sicuramente andrà a risolvere, perché è solo in Italia che ci sono i conti dormienti. Perché? Perché il sistema bancario ha qualche problema da cambiare ed è questo che noi pretendiamo e preghiamo e faremo in modo che questo governo cambi, ma deve cambiare tante cose, come diceva la senatrice. Deputata. Vabbè, sono comunque L'onorevole, sì. Infatti mi sembrava che non era senatrice. Ecco, loro dovranno fare, ma chi gli deve dare una mano o diciamo far pressione? Comunque siede su, cioè siamo noi per primi, dobbiamo farle però anche noi le cose giuste, quindi sicuramente, allora, chi deve la signora, anche se ha fatto una transazione in cui a livello Tombali si diceva tu non avrai più diritto a nulla, non è così, perché è successo anche con l'Argentina, con alcuni. Certo che sì. Noi abbiamo un sito. Lei si dedica ad un'associazione a chi le dà più credibilità e si rivolge e gli spiegheranno le procedure, la pratica attraverso la quale entrare in possesso del 15% mancante a questo punto. Sì, diciamo il 15% 30%. iniziale, perché i conti dormienti fortunatamente ogni anno se ne prescrivono una media minima dei 100, 150, 200 Io devo prendere la telefonata, poi milioni. Lei, Miatello, poi andiamo dalla Covolo, mi dice secondo lei dove sono finiti tutti i soldi. Sì. Prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Vincenzo da Padova e volevo un attimo avere l'opportunità di parlare anche della situazione mia, che pensavo fosse unica, ma invece vedo che è diffusa da altri telespettatori che hanno chiamato, riguardante i subordinati. La cosa interessante che sento dal bravo Miatello è che hanno tutta una procedura, registrazione dei soci, che hanno fatto già un primo ristoro d'accordo con la banca, mentre, ripeto, noi subordinati non abbiamo mai visto niente, né un'offerta di riacquisto, né un tentativo di ristoro parziale, né un riacquisto sul mercato. Quindi volevo capire ancora una volta come mai la banca abbia già fatto questi tentativi con gli azionisti e li abbia in parte già ristorati con un tombale, mentre noi non ha fatto nessuna offerta. Ecco. Allora, cerchiamo di fare il punto della situazione, quindi Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, cioè sono tutti uguali, Ma diciamo, allora, tutti truffati. per quanto io so, gli obbligazionisti avevano fatto anche un'offerta banca intesa, però là bisognava essere dentro dei parametri, ma una cosa è certa, allora, nella legge, negli impegni si parla sia di azionisti che obbligazionisti, quindi inizialmente c'era il problema di chi aveva acquistato nel terziario, però il governo si è impegnato di inserire anche chi aveva acquistato diciamo, da un'altra banca, e si parla sempre di obbligazionisti e di azionisti, perché comunque sono stati identificati ambedue come risparmiatori che sono stati praticamente truffati dalle banche, perché di truffa si parla. Ma secondo lei è emerso di più il fatto degli azionisti perché sono chiaramente di più rispetto a questi che avrebbero un po' più diritto? No, per me c'è stata un'informazione sbagliata, che sembra che vengano pagati gli azionisti, i risparmiatori trasformati in azionisti, quindi vabbè, i truffati sono tutti e due, gli azionisti e gli obbligazionisti devono, secondo me, seguire quello che sta facendo il governo. Poi c'è qui la Covolo, ci mette la sua faccia, nel senso che in commissione ce ne sono tante. Adesso mi auguro. Ho poco tempo, dove sono finiti i soldi, rapido? I soldi sono finiti da una tasca all'altra. E quindi che tasca sono adesso? Ma la tasca, secondo me, qua bisognerebbe fare un discorso un po' generale, secondo me sono nelle tasche della finanza. Della finanza. Quindi alle Caima, in qualche paradiso fiscale, ce li ha qualcuno, c'è un nome? Probabilmente saranno anche qua, magari. In qualche bel dipinto, speriamo non di Bansky, che se no si distrugge, vale molto meno. Allora, Colo ha capito, l'impegno è un impegno importante, io sono in chiusura, però dia delle certezze. Lei è in commissione finanza, quindi questa commissione è importantissima, fondamentale, il cuore pulsante del paese, anche perché se le persone smettono di credere che i propri risparmi
possono essere investiti in maniera positiva, è davvero finita, dice Miatello, perché l'italiano è un bravo risparmiatore, si costruisce la sua casa e tutto, cioè ci vogliono delle garanzie, le garanzie le dà la Consob, la Banca d'Italia, in questo caso il governo che ci mette la faccia, obbligazionisti e azionisti, insomma tutti truffati. Io ho voluto entrare in Commissione Finanze e Tributi. Quindi lei se l'è voluta questa cosa? Ho voluto io entrare in questa commissione proprio perché sono di Vicenza, e Vicenza è un territorio che è stato pesantemente colpito da questa crisi bancaria della Popolare. E chiaramente non è una questione che riguarda soltanto le banche venete, anche con riferimento a quanto ho sentito prima nell'ambito delle telefonate. A queste misure potranno accedere chiaramente anche i risparmiatori che hanno avuto problemi con Banca Etruria o con Cassa delle Marche o con le banche del centro Italia che sono state coinvolte da questo tipo di situazioni. Dove sono finiti tutti i soldi? Io penso che ci sia stato un problema di valutazione del capitale sociale, quindi di valutazione delle azioni. L'attivo è stato trasferito, conferito a Banca Intesa, e vorrei anche sottolineare che i tribunali, anche il Tribunale di Vicenza presso cui ho lavorato, stanno facendo di tutto per recuperare i crediti, anche attraverso la vendita degli immobili pignorati, perché uno dei problemi delle banche è stato anche quello di aver dato i mutui a soggetti che poi si sono rivelati insolventi, non soltanto imprese ma anche privati, persone fisiche. Io devo chiudere. Dopo il 2008, dopo la crisi di Lehman Brothers, il problema dei subprime, c'è stato anche questo tipo appunto di situazione. Ecco, sarebbe una bella cosa. Mutui che non sono stati più Io ringrazio davvero restituiti. molto, purtroppo devo chiudere, io ringrazio davvero molto Silvia Covolo, deputato della Lega, che è venuta qua e che ha sentito bene le nostre telefonate. E ringrazio davvero molto Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Zellino Terzo. Grazie a tutti e alla Noi prossima. torniamo domani, torniamo sulle banche comunque, perché vogliamo i soldi indietro. A domani.